Io sono assolutamente consapevole della delicatezza dell'incarico, del ruolo, di quello che dobbiamo gestire in questo momento, ma anche di quello che dovremo saper fare in futuro, perché noi abbiamo in questo momento un'epidemia che interessa il 20, 30, 40% delle nostre strutture, ma vi garantisco che ci assorbe il 70-80% del tempo. In questo momento non posso fare a meno di ricordare che molti dei malati nuovi che abbiamo non sanno dove si sono infettati, non hanno idea. Il virus è abbastanza diffuso, le occasioni di contagio sono tante e quello di raccomandare la responsabilità del comportamento è una cosa di cui non ci stancheremo mai abbastanza. Oggi abbiamo 620 posti di terapia intensiva e 600, 580, 570, 600 malati. Di questi 300, 350 sono Covid. Il piano che è stato fatto prevede di arrivare fino a 1000 posti nell'ipotesi in cui arrivassimo a 5-6 mila malati Covid, che vuol dire 500-600 pazienti in rianimazione. E abbiamo bisogno di altri 400 posti perché ci sono anche altri malati. Oggi abbiamo circa 300 posti occupati da Covid, 300 da non Covid.